E dunque è partita questa prima serie femminile dei 200 stile libero. In quinta corsia nuota Linda Caponi, già ha ottenuto una bellissima prestazione nella giornata di ieri nei 400 stile libero, oltre alla medaglia d'argento conquistata nei 200 misti. Linda Caponi che di fatto ha vinto piogge di medaglie ai campionati italiani giovanili di Roma e Riccione, sia nelle gare dello stile libero che in quelle dei misti, oltre ad essere stata sempre medagliata nei 400, negli 800, nei 1500, alle più grandi manifestazioni internazionali a livello giovanile. Abbiamo ricordato l'argento alle Ginnasiadi, il bronzo agli Euro Junior e soprattutto quella medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai campionati del mondo Junior di Dubai 2013. Passaggio più veloce per la Marin, 53,84 dalla prima corsia, seguita dalla Hafnagl in 59,48 dalla quarta corsia, e poi proprio Linda Caponi in terza posizione. Linda Caponi che di fatto preferisce le distanze più lunghe dello stile libero, oggi in scena nella gara dei 200 metri, virata dei 150. Linda Caponi passa al comando, 31,11 suoi terzi 50 metri. Claudia Hafnagl in seconda posizione, 31,55, e Veronica Lucchese risale in terza posizione. Lucchese già campionessa italiana giovanile nei misti e finalista ai campionati europei juniores. Ma siamo all'epilogo con Linda Caponi in quinta corsia per il team nuoto Toscana Empoli, 2:01,23. Linda Caponi in seconda posizione, Claudia Hafnagl 2:02,44, e poi per la terza posizione c'è Michelle Weber, 2:06,80. 2:06,86 per Michelle Weber, aveva fatto meglio di un centesimo Morgan Farronato, vincitrice della serie numero 2, quindi Caponi, Hafnagl, Farronato.